L'Auditorium di San Daniele ha ospitato l'appuntamento di ottobre di giovedì prima di tutto, il talk show organizzato da Prima Cassa Friuli Venezia Giulia sui grandi temi della nostra regione. Argomento di questa sera il turismo e la valorizzazione del territorio. La promozione del territorio è parte integrante della nostra ragione di esistere. Oggi siamo all'ennesimo appuntamento del giovedì prima di tutto, siamo a San Daniele. Il ragionamento che vorremmo sviluppare insieme ai nostri relatori è di come le tante bellezze e le tante ricchezze culturali che il nostro territorio può mettere a disposizione dei suoi cittadini ma anche dei turisti possano diventare anche strumento di promozione e di sviluppo economico. Crediamo che, adesso per citare l'abusato, la bellezza salverà il mondo, noi ne abbiamo tanta, non pretendiamo di salvare il mondo, ma cerchiamo di fare la nostra parte per rendere ancora più attrattivo il nostro Friuli Venezia Giulia. Questa sera credo che sarà l'occasione per così presentare anche al territorio quello che fa la Regione Friuli Venezia Giulia per le arti, lo spettacolo e i beni culturali. Noi siamo una regione che fa moltissimo, che investe molto su tante linee e che è convinta, insomma, che la cultura non sia soltanto un veicolo turistico ma sia un'opportunità economica straordinaria per il nostro territorio, che è molto ricco di imprese culturali e creative, ha una densità, diciamo, di associazioni culturali che non ha pari in Italia e che quindi ha una potenzialità di sviluppo di quelle che sono le opportunità anche occupazionali della cultura straordinaria.